Purtroppo ancora oggi ci troviamo sempre nella condizione di dover dire no, di metterci sempre in opposizione rispetto a decisioni e imposizioni calate dall'alto. La Sardegna ormai è abituata a un deficit di sovranità, questa è la conseguenza della nostra impossibilità a decidere quelle che sono le sorti del nostro territorio. Il ciclo dei rifiuti potrebbe essere una risorsa, purtroppo non si parla di ciclo di rifiuti, si parla sempre di smaltimento, di scarti e rifiuti che provengono dall'esterno. Ripeto, in altre regioni dell'Europa o del mondo trattare il rifiuto, trattare lo scarto diviene una risorsa economica, dà posti di lavoro e rientra in una programmazione del territorio di uno sviluppo sostenibile e compatibile, dove l'obiettivo è raggiungere il benessere di tutti quelli che abitano la terra. Per la Sardegna questa dovrebbe essere la prospettiva, a maggior ragione perché viviamo in un'isola. Purtroppo invece le logiche sono quelle del Far West. Questo è soltanto l'ultimo degli esempi. Abbiamo due alternative: o facciamo una rivoluzione etica della politica, in Sardegna significa sostituire la classe dirigente, mantenere la parte sana della classe dirigente che si trova nelle comunità, cioè tra coloro che amministrano vicino ai cittadini, e avvicinare quella parte dei cittadini alle decisioni politiche. Quindi mai più decisioni calate dall'alto che non tengano conto del parere e della condivisione con i cittadini. Questo deve essere fatto secondo una logica, un'analisi etica e sostenibile. Noi non possiamo più permetterci di violentare questa terra, non possiamo permettere che altri lo facciano per il nostro silenzio. Noi vogliamo lanciare un messaggio di dignità al popolo sardo, che è l'opposto rispetto a quello che sta facendo questa classe politica, che fino ad ora non ha fatto altro che tutelare queste bande organizzate di criminali che vogliono venire qui a saccheggiare il nostro territorio, a portare rifiuti, a speculare sull'energia, tipo la Saras a speculare sul metano. Un altro punto fondamentale è che i cittadini non vengono mai coinvolti nelle decisioni che riguardano il territorio, ma le scelte vengono sempre prese con la logica di arricchire pochi privati e non di arricchire la collettività, come noi pensiamo che debba essere.